Ecco, questa missione, questa vocazione che noi personalmente apprezziamo nell'opera quotidiana che fai sui giornali e anche con queste imprese nel mercato editoriale che parimenti apprezziamo, anche qui non incontra il favore di una sezione dell'opinione pubblica italiana. Noi retoricamente ti chiediamo come mai. Sì, perché viviamo in una società che è ammalata di relativismo cognitivo, valoriale, culturale, religioso, e che ha finito per perdere la certezza dei valori assoluti, universali e trascendenti, e perfino del valore della vita, e che quindi sul piano interno subordina il valore della vita a considerazioni sperimentali, scientifiche, culturali, e sul piano esterno, internazionale, lo subordina a considerazioni economiche o politiche. Quindi la difesa del diritto di Israele ad esistere viene considerata come una ipotesi, come tante altre, della politica internazionale, e non come un obiettivo che rappresenta il fulcro di un comune impegno per la civiltà dell'uomo. È una società che continua ad avere dei pregiudizi nei confronti di Israele. Lo stesso titolo Viva Israele è un titolo che dà fastidio, è un titolo che viene digerito malamente, che viene malinterpretato, che viene attaccato, e viene attaccato diciamo in modo trasversale da tutti coloro che per una ragione o per un'altra ritengono che sia doveroso criticare Israele, prendere le distanze da Israele. Io vorrei chiarire che Viva Israele non è un'affermazione politica, non è uno schierarsi a prescindere dai contenuti al fianco della politica dei governi di Israele, è un'affermazione valoriale. Significa che la politica di Israele può essere legittimamente criticata, ma ciò che non può essere messo in discussione è il diritto di Israele ad esistere. Il diritto alla vita di Israele non è un fatto negoziabile su cui si può mercanteggiare, mentre si può legittimamente discutere della politica di Israele. Quello che emerge è che da parte di coloro che in realtà hanno un pregiudizio nei confronti del diritto di Israele ad esistere, finiscono per mascherarlo con una presa di distanza da qualsiasi politica i diversi governi israeliani attuino. Ecco, naturalmente nel mondo ci sono persone che non nascondono nemmeno questa ostilità. Di qualche ora fa l'ultima sparata del presidente iraniano Ahmadinejad, che ha suggerito nuovamente di traslare l'entità sionista verso le lande canadesi o altrove. Però qui in Italia i sentimenti anti-israeliani, e ci fermiamo qui con le etichette, si infiltrano un po' ovunque. Tu qui hai di fronte, stai interloquendo con due persone che lavorano nell'università. Ecco, da docenti noi diciamo che rimaniamo molto sorpresi nel constatare per esempio come partano petizioni o appelli a volte contro certe persone, tu ne sei stato vittima recentemente, ma molto spesso nei confronti del popolo e dei governanti di Israele. Perché l'università? Perché il mondo accademico italiano è un mondo fortemente ideologizzato, figlio di una cultura terzomondista sessantottina, che individua nei palestinesi, negli arabi e più recentemente nei musulmani come il riferimento che corrisponde a dei valori, mentre
tutto ciò che è Israele, l'Occidente, gli Stati Uniti vengono considerati parte di un insieme che corrisponde a dei disvalori. Quindi il mondo accademico italiano, io nel libro cito 2 casi specifici che riguardano un convegno tenutosi a Napoli in cui gli ospiti d'onore erano esponenti di primo piano dei Fratelli Musulmani, è un accordo di cooperazione culturale tra 5 università italiane e l'Università Islamica di Al-Azhar che ha sede al Cairo. È un mondo che non ha remore a sottoscrivere accordi e a legittimare degli apologeti del terrore, gente che è arrivata al punto da emettere delle fatwe, dei responsi giuridici islamici in cui si legittima perfino l'uccisione dei bambini e delle donne israeliane. E ciò avviene anche perché nel contesto della malattia del relativismo il valore della vita anche per questi accademici è un valore relativo, quindi la difesa del diritto alla vita di Israele non rappresenta un fattore da considerato come fondante del loro atteggiamento etico. Questo ideologismo è un fatto che coniuga il relativismo con il politicamente corretto, con quell'atteggiamento che esonera all'assunzione di parametri valutativi e critici nei confronti di un pensiero diverso per paura di suscitare delle reazioni avverse, e quindi si tende a mettere tutto e tutti sullo stesso piano a prescindere dai contenuti. Non si vuole vedere in faccia la realtà manifesta e la si sostituisce con una mistificazione della realtà. Pensi che in questo atteggiamento ci possa essere qualche residuo di antisemitismo latente nella società? Una componente, diciamo, che in un certo senso attraversa tutti gli strati della società, dalle accademie al mondo politico. Questo è fuori discussione. Sì. Questo è fuori discussione. C'è un antisemitismo perdurante in seno alla società italiana che oggi si camuffa in anti-israelismo. Quindi la critica perdurante, costante, a prioristica nei confronti dello Stato di Israele è diventato il modo nuovo di manifestare questo antisemitismo. E spiace dire, perché stiamo parlando in libertà e con grande franchezza, e dobbiamo esserlo, diciamo, a 360 gradi. Spiace dire che ci sono purtroppo anche degli esponenti del mondo intellettuale, accademico, ebraico che si prestano a questo gioco, sottoscrivendo anche loro degli infami appelli o assumendo delle posizioni costantemente critiche nei confronti di Israele, non rendendosi conto che in questo modo si prestano al gioco di quanti negano il diritto di Israele ad esistere.